Il Delta rinasce con la sagra del pane di Loreo, inaugurata la 20ª edizione. Un taglio del nastro emozionante, quello per la 20ª edizione della Sagra del Pane di Loreo, organizzato dalla Proloco, presieduta da Diego Siviero. Domenica mattina, la messa celebrata davanti al Duomo da Gianfranco Agostino Gardin, vescovo emerito di Treviso, con il vicario generale della diocesi di Chioggia, Francesco Zenna, e l'arciprete di Loreo, Don Angelo Vianello. A conclusione della messa è stata letta una poesia inedita, scritta appositamente per i 20 anni della Sagra del Pane, dalla poetessa Rosetta Menarello, socia del gruppo Autori Polesani, presieduta da Angioletta Masiero. Erano presenti tutte le istituzioni del Delta del Po, a partire dal sindaco di Loreo Moreno Gasparini, il quale ha ricordato come la ripartenza affidata al pane è un omaggio alle tradizioni e alla cultura. Presenti anche il presidente di Coldiretti Rovigo, Carlo Salvan, il quale ha sottolineato come il grano e poi la lavorazione del pane siano il fulcro dello sviluppo del mondo agricolo. Infine, il presidente della provincia, Ivan Dallara, e l'assessore regionale Cristiano Corazzari, il cui plauso è andato ai volontari che si sono impegnati per organizzare la sagra, nonostante le difficoltà del momento. Insieme a loro, tanti sindaci e assessori dei comuni del Basso Polesine, che non hanno voluto mancare all'appuntamento.